Riapriranno sabato in Sicilia musei, parchi archeologici e di tanti siti culturali nell'isola dopo la forzata chiusura a causa Covid-19 degli ultimi mesi. Lo slogan scelto dal nuovo assessore ai beni culturali di entità siciliana Samonà è /La cultura riparte. Prevede infatti in questa fase, dal 30 maggio a domenica 7 giugno, che i musei e le aree archeologiche apriranno gratuitamente ai visitatori. L'iniziativa del governo è destinata a rilanciare l'attività culturale nell'isola e vuole essere un segnale di ringraziamento ai siciliani e a tutti coloro che, rimanendo a casa in questo periodo, hanno contribuito alla limitazione dei contagi, i cui dati fortunatamente nell'isola non hanno raggiunto i livelli di altre zone d'Italia. L'apertura dei siti culturali sarà possibile grazie ad un innovativo sistema di gestione dei visitatori completamente informatizzato e gratuito, donato da un'azienda che sponsorizza l'iniziativa. Una invenzione creata da due medici siciliani che consente la gestione dei flussi evitando assembramenti e code. Le informazioni richieste per la prenotazione, che diventerà obbligatoria cliccando sul sito per verificare la disponibilità del giorno e l'orario, saranno conservate per un breve periodo nel rispetto delle disposizioni nazionali Covid-19 ed anche per avere dei dati statistici sui flussi turistici. Gli ingressi nei siti culturali saranno contingentati e sottoposti a tutte le misure sanitarie previste dalla legge. Sarà necessario esibire all'ingresso la prenotazione per accedere tranquillamente. Non sarà consentito, per ragioni di sicurezza e per mantenere il distanziamento, l'ingresso a coloro che non avranno preventivamente utilizzato il sistema di prenotazione online. Il 30 maggio riapriranno esclusivamente quei siti che si sono dichiarati pronti alle prescrizioni sanitarie e di sicurezza a tutela di lavoratori e visitatori. Tra questi la maestosa Valle dei Templi, il Teatro Antico di Taormina, il Duomo di Monreale, l'area archeologica di Segeste e Salinunte, la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina e tanti altri siti di interesse storico-culturale. La cultura riparte è il messaggio forte di Samonà, assessore ai beni culturali, identità siciliana, per la ripartenza della Sicilia. Sotto il segno della cultura prende siti archeologici, musei, luoghi della memoria. Fra i siti che riaprono ci sono anche la Neapolis di Siracusa, il Palazzo Bellome. Il pensiero va naturalmente al direttore del parco archeologico Calogero Rizzuto e alla funzionaria Silvana Ruggeri, tragicamente scomparsi a causa del virus. A loro, conclude Samonà, dedichiamo la riapertura nel segno del loro amore per la cultura e la bellezza.